Io ero appena venuto giù, che stavo sopra, no, a dormire. Sono venuto giù, ho aperto la finestra e vedo lampeggiante, l'ambulanza. Ho detto, e vedo che si ferma, ho detto, si è preso male a qualcuno, ho pensato, no? E invece io sono venuto fino sul portone perché il cane abbaiava, no? E ho visto che si è fermata lì e sono andato fuori e ho visto qualcuno intero. La tragedia si consuma in pochi istanti. La giovane, Alice Morsanutto, studentessa del Sello di Udine, come ogni mattina fa il percorso che dalla propria abitazione la porta alla vicina fermata del pullman. Attraversa la strada nello stesso momento del passaggio del furgone condotto da un 35enne di San Giorgio di Nogaro, dipendente di una ditta di Spinea. L'impatto è inevitabile. Alice viene caricata sul vano motore e catapultata a circa una decina di metri dal punto della collisione. L'uomo alla guida sul furgone si ferma, accorre in suo aiuto, mentre Alice, per i forti traumi subiti, si trova agonizzante a terra. Le grida disperate di aiuto che svegliano tutti coloro che vivono nelle abitazioni del perimetro dell'incidente. La chiamata urgente alla Sores e la tranquillità viene squarciata dal suono sinistro delle sirene dei carabinieri, ambulanza e vigili del fuoco. Il rumore assordante dell'elicottero del 118 che atterra di fronte alla villetta dove Alice vive con i suoi familiari. Il fratello gemello Lorenzo da poco salito sulla corriera per raggiungere la scuola. Il papà si precipita di corsa per capire cosa è accaduto e davanti a lui appare una scena straziante, sua figlia a terra in un lago di sangue che spira pochi istanti dopo. Il drammatico racconto di un testimone. La bambina stamattina ho detto questa qua è morta perché ho trovato una scarpa nel giardino di là, una sul tetto là di sopra, sul tetto è andata a finirla. Come ha fatto andare? Quell'altro si è fermato più avanti, dopo sono andato vicino, gli ho chiesto mio genero lì, ho detto alla ragazza che abita lì. Purtroppo è grave, aveva nome come mia nipote.